Una notte di terrore, quella vissuta tra sabato e domenica da un operaio 45enne di Breda di Piave, tenuto in ostaggio a bordo della sua auto da due giovanissimi. L'uomo, dopo aver trascorso la serata in una discoteca di Spresiano, rendendosi conto di essere troppo stanco per guidare, preferisce riposare a bordo della propria vettura prima di rincasare. All'improvviso il suo sonno viene brutalmente interrotto da due ragazzi di 20 e 23 anni residenti a Maddaloni in provincia di Caserta, nella Marca, da quanto loro stessi racconteranno agli investigatori in cerca di lavoro. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di San Donà di Piave che si stanno occupando delle indagini, i due, dopo essere entrati nell'auto, avrebbero iniziato a chiedere all'uomo un passaggio, ma di fronte al rifiuto avrebbero iniziato a malmenarlo. Poi, dopo averlo fatto spostare sul sedile del passeggero, si sarebbero impossessati del suo cellulare, delle chiavi di casa e di quelle dell'auto e del portafoglio. A quel punto avrebbero messo in moto, insieme al 45enne sarebbero partiti. Durante il viaggio, in più occasioni, avrebbero ripetutamente colpito l'operaio, chiedendo di fornire loro il PIN del bancomat e del banco posta. Una volta giunti a Capossile, i due avrebbero parcheggiato la vettura davanti ad un bar e sarebbero scesi, lasciando a bordo l'uomo che a quel punto ha iniziato a chiedere aiuto. I gesti e il viso tumefatto del 45enne hanno attirato l'attenzione di un passante che ha immediatamente chiamato il 112. In pochi minuti una pattuglia dei carabinieri giunge sul posto e poco dopo raggiunge e blocca i due giovani che si erano allontanati a piedi. I due sono stati arrestati. I militari hanno recuperato il portafoglio e le chiavi del 45enne trasportato all'ospedale con una prognosi di 15 giorni per le ferite riportate. Le indagini dei carabinieri però non si fermano qui. Resta da capire se nei giorni scorsi si siano verificati altri episodi simili o se si tratti di un gesto isolato.